Eccoci qua, cari telespettatori, tempo di bilanci. Vabbè, non abbiamo ancora i dati ufficiali, c'è qualche cosa, ma insomma è passata l'estate, è stato un momento molto importante e significativo per quel che riguarda i turisti. Si è parlato un po' di tutto quest'estate, sono passate notizie di ogni genere, ma noi mettiamo il focus nel Veneto in particolare. E allora per farlo abbiamo un'ottima rappresentazione, perché c'è Marco Gottardo, direttore Federalberghi Confcommercio Veneto. Grazie di essere qui con noi, direttore. Grazie a voi. E siamo collegati per parlare di innovazione, di prospettive future, di grande miglioramento e quindi di una vision di lunga durata. Anthony La Salandra, Cluster Manager Smartland. Ben arrivato. Grazie, buongiorno a tutti. Perfetto. Allora, finalmente la voce viva, non filtrata dai social, dove succede di tutto e di più, da notizie, ci dica un po' cosa, vabbè, non avete i dati stilati, perché ovviamente, però un po' l'andamento, qual è stato un po' dei movimenti turistici, presenza di stranieri, sì, no, overtourism di cui si è parlato, le spiagge deserte, è vero, non è vero, ci dica. Abbiamo i dati definitivi dei primi 6 mesi, quindi una buona indicazione sull'andamento della prima parte del 2025, ce l'abbiamo, la Regione Veneto sono già 2 settimane che li ha pubblicati e quindi già a metà anno mi verrebbe da dire tempo di bilanci. Tempo di bilanci in un anno che non è un anno semplice, noi lo sapevamo già all'inizio del 2025 che il biennio 25-26 alla luce un po' delle dinamiche purtroppo internazionali legate alle crisi socio-economiche, sappiamo l'automotive in Germania, ma anche purtroppo alle dinamiche di guerra che ci sono nei 2 scenari che ben conosciamo, uno è Israele, la striscia di Gaza, tra l'altro gli israeliani sono sempre stati una clientela, diciamo, molto ricca per parecchie destinazioni nostre turistiche, dall'altra parte Russia e Ucraina, la stessa cosa. I russi nel pre-Covid avevano raggiunto in alcune destinazioni quasi il 10% del totale complessivo della presenza turistica nelle nostre destinazioni, nei nostri alberghi, e quindi chiaramente la mancanza di queste 2 provenienze ha inficiato in modo abbastanza negativo nei dati del 2025. I primi 4 mesi, per dirla tutta, sono andati veramente male, dopo che ci eravamo abituati bene a una veloce ripresa nel post-Covid. Il 23-24 avevano segnato 2 anni record in cui il turismo aveva superato i 73 milioni di presenze, aveva riconfermato il Veneto come prima regione in termini di flussi turistici a livello italiano e come probabilmente uno dei primi, se non il primo distretto turistico a livello europeo. Però purtroppo i primi 4 mesi avevano segnato una brusca frenata del 9%, addirittura 9,5%, distribuita un po' in tutti i territori. Quindi è stato un po' non a macchia di leopardo, ma un po' generale. No, non c'erano città d'arte piuttosto che montagna, chiaramente il mare nei primi 4 mesi non è significativo. Terme, Verona, Venezia, quindi avevano sofferto un po' tutti. Da una parte ci eravamo spaventati, dall'altra parte l'avevamo programmato. Successivamente però i 2 mesi poi analizzati in modo oggettivo dalla Regione del Veneto, maggio-giugno, per fortuna avevano segnato una piccola ripresa rispetto a questo primo quadrimestre. Ma c'è stata anche la Pentecoste, l'altro dei tedeschi a giugno, no? Quindi ha avuto... Certo. Assestandosi poi nel primo semestre su una diminuzione che a noi chiaramente piacciono i numeri, ci piace la statistica, quindi non possiamo, diciamo, registrarli, una diminuzione non più del 9% ma del 2,5%, quindi un gennaio-giugno che ha registrato rispetto al 23 e al 24, che fondamentalmente erano stati in fotocopia, un meno 2,5%, che però sappiamo bene non essere da una parte rappresentativo di tutte le strutture ricettive, di tutti i turismi, perché ci sono aziende che viceversa sono andate addirittura meglio del 23 e del 24 e viceversa destinazioni e aziende che rispetto al 23 e 24 sono andate decisamente peggio. Io le chiedo se è vero questo, che si riscontra in parte in alcune realtà a livello nazionale, quindi chiedo se è mutuato nel Veneto, è vero o no. L'alta gamma, chiamiamola così, cioè l'altissima offerta di
di tenore economico importante, con servizi molto molto spinti, tiene di più rispetto alla fascia media bassa. Questo è vero. Questa è una dinamica complessiva che abbiamo visto, abbiamo analizzato negli ultimi anni, non solo nel 2025 ma già nel post-Covid, già nel 2021 e nel 2022 ci accorgevamo che chi dava prodotti e servizi turistici di qualità elevata, purtroppo anche magari di prezzo leggermente superiore rispetto a quelle che potevano essere le medie di mercato degli anni precedenti, però aveva un riscontro sia in termini di preferenza da parte degli ospiti, ma anche in termini poi di redditività, quindi non solamente di ricavi, ma di margine operativo che l'azienda riesce a conseguire superiore. Chiaramente dato dal fatto che anche nelle aziende turistiche, come lo vediamo nella nostra vita quotidiana, il costo di acquisto delle materie prime è aumentato e quello è purtroppo una situazione inderogabile. Il costo del lavoro, anche quello a seguito del rinnovo del contratto nazionale di lavoro del 2024, ha avuto un aumento di circa il 14% per le strutture ricettive, quindi chiaramente sono le strutture di qualità elevata e magari anche di categoria elevata che sono riuscite, pur in questo aumento complessivo e molto importante dei costi. Dimenticavo quelli energetici, ma chiaramente anche quelli incidono in modo e hanno inciso in modo molto molto importante, energia elettrica e gas, però sono le strutture che chiaramente avevano più elasticità di prezzo, magari nei periodi in cui la pressione della domanda era più forte, che sono riusciti a conseguire da una parte i favori dei consumatori, ma dall'altra parte anche a registrare poi performance in termini economico-finanziari più importanti. Però quella fascia media che è lo zoccolo duro, che dà una garanzia anche degli italiani, dico io, perché poi gli italiani hanno scelto altre destinazioni, moltissimi, o hanno ridotto drasticamente al weekend le proprie vacanze, o hanno rispolverato le case di famiglia, no? Questo è stato quello che è lo zoccolo duro, è venuto in parte a mancare, e se si è accontentato di una stella in meno, per intenderci, non è stato soddisfatto, ed non è una cosa bella questa, perché poi l'alta gamma quella non è che ce ne sono miliardi, cioè non è che tutti possono diventare di alta gamma. Ma diciamo che in realtà, se noi guardiamo anche nell'osservatorio turistico federato, noi osserviamo anche delle variabili qualitative, non solamente quantitative, e devo dire che il grado di preferenza dei consumatori, sia a livello di destinazioni che a livello di strutture ricettive, non è diminuito, anzi si è confermato, e questo è stabile. Io direi viceversa che magari anche persone che avevano inferiore capacità di spesa hanno in certi periodi preferito magari accorciare il loro periodo di vacanza e scelto magari strutture che offrivano standard qualitativi più elevati. Poi chiaramente noi ci auguriamo che questo percorso di miglioramento continuo, inserendo non solamente aspetti legati alla ristrutturazione vera e propria dell'azienda, che ormai sono diventati imprescindibili da poter avere un brand riconoscibile in termini di mercato, ma anche tutta la tematica legata all'innovazione tecnologica e alla possibilità di offrire anche nuovi servizi agli ospiti. Credo che queste dinamiche potranno offrire anche alle strutture che magari hanno un po' più sofferto negli ultimi periodi, possibilità di recuperare quote di mercato e di riposizionarsi in un mercato competitivo che credo, per quanto riguarda il Veneto, dal punto di vista turistico, possa ancora offrire molto agli imprenditori, ma chiaramente anche ai turisti, non solamente dal punto di vista dell'immagine, ma anche dal punto di vista del riconoscimento di valore economico creato. Assolutamente, c'è un messaggio che è arrivato prima, leggiamolo un attimo insieme, se dalla regia me lo rimettono in onda. Buongiorno, mai visti così pochi stranieri quest'estate a Jesolo? Forse mi sbaglio, ma è solo una mia sensazione. Voi che dite? Ma sicuramente c'è stata una contrazione di clientela. Ma le spiagge un po' hanno sofferto, adesso non so Jesolo nella fattispecie, ma molti lì. Ma allora i dati oggettivi che abbiamo fino a gennaio effettivamente riscontrano rispetto al 23-24 una diminuzione. Non abbiamo ancora i dati definitivi di luglio e agosto, però abbiamo delle sensazioni, quindi
la sensazione che ci siano stati un po' meno turisti e anche meno stranieri sicuramente è un dato di fatto. Pensiamo alla Germania, alla crisi del mercato automotive, la clientela tedesca nella nostra regione è stata da sempre la clientela straniera regina. E chiaramente questa, crisi del mercato metalmeccanico, dell'automotive, della siderurgia, evidentemente poi si riversa anche nella capacità di spesa dei consumatori. Sì, certo. Ed evidentemente anche loro avranno scelto vacanze, magari meno costose, piuttosto che avranno ridotto il loro periodo di permanenza. Noi ci auguriamo che questa tendenza possa controvertirsi già a partire dal 2026. Ci sono chiaramente anni in cui il turismo è più riconosciuto e in qualche modo ci sono più turisti, altri anni come il 2025 in cui bisogna un po' andare in difesa. Io credo che però il valore e la qualità dei nostri territori, delle nostre strutture ricettive avrà la possibilità di recuperare le quote di mercato che eventualmente quest'anno sono venute a mancare. Sperando che anche il potere di acquisto in qualche modo si faccia breccia, perché altrimenti ai noi. Allora, io a questo proposito, proprio in prospettiva, voglio sentire anche l'intervento del nostro collegato Anthony La Salandra, perché lei fa parte di questo Smartland, che è una rete innovativa regionale dove si parla di tecnologie avanzate proprio anche nell'ambito del turismo, per aiutare da qua in avanti a migliorare la modalità di approccio del turista e aiutare anche le strutture di vario genere, no? È così, la rete Smartland è l'unica rete innovativa regionale del turismo in Veneto, quindi mette assieme il mondo accademico, l'università, le imprese, le realtà, le associazioni di categoria, proprio per fare forza comune su temi che poi sono condivisi, sono le problematiche che ha sia la impresa e che possono essere aiutate da quello che possono essere gli studi di ricerche. Prima di entrare sul tema innovazione, che non è solo tecnologica, perché poi c'è un'innovazione anche nel modo di accogliere, nel prodotto che si offre, la novità, la capacità di cambiare anche il proprio modello di business, di come si sta sul mercato in un certo modo, questo quindi è anche molto ampio, pensiamo magari solamente agli aspetti più tecnologici o digitali, ma l'innovazione nel turismo, che comunque è fatto di accoglienza e di persone, è davvero a tutto campo. Una cosa che volevo sottolineare è che è un 2025 in cui prima il direttore parlava di quasi in difesa, no? Di stabilità, però ricordiamoci che veniamo da anni di grande crescita, il Veneto comunque rimane regione leader per l'accoglienza, per la quantità di questi numeri, naturalmente abituati anno dopo anno magari a vedere il segno più, nel momento in cui si stabilizza o si vede un segno meno, magari si pone molti dubbi. Ora, la grande attenzione nel ragionare di futuro, quasi di rifar ripartire un nuovo ciclo di crescita, e questo è una cosa utile a tutti, perché guardiamo a come migliorare. Quando le cose vanno sempre bene, probabilmente le lasciamo così come sono e non si innova, non si cambia, mentre nel frattempo in uno scenario competitivo di altre regioni europee e non solo, europei non solo, vanno avanti, loro si continuano a lavorare. Allora quasi non dimenticarci di questa attenzione all'innovazione, al cambiare, a fare le cose in modo migliore, diverso, e anche negli anni in cui va bene. Ecco che qui le reti, quello che noi cerchiamo di fare mettendo assieme anche settori diversi, quindi anche l'artigianato, la cultura, metterli assieme in progetti innovativi, in progetti diversi da come facciamo le cose abitualmente, può aiutarci ad essere più pronti ad accogliere questo tipo di cambiamento. Una cosa segnalava prima sul dato consultivo, per esempio dalla tecnologia, dalle nuove possibilità che abbiamo, viene anche il fatto di cominciare ad avere alcuni indicatori. L'Osservatorio del Turismo Regionale Federato del Veneto ci dà alcune indicazioni su quest'estate, ci dice che per esempio siamo in linea con anni passati per una serie di valori, anche di occupazione, di persone che accogliamo, di occupazione nelle strutture in diverse aree. Naturalmente questo è anche fatto di mercato, è anche fatto di se i prezzi sono aumentati e magari alcune camere sono rimaste invendute, è anche fatto di un mercato che si andrà magari a riequilibrare su nuove tariffe e prezzi che non possono crescere anno dopo anno. Una cosa importante è però ricordarci che quello che non è venuto meno è la voglia di muoversi, di viaggiare, di spostarsi, di scoprire luoghi nuovi. E c'è una nuova dinamica sempre più forte. C'è sicuramente, ne avete parlato prima, un tema di capacità di spesa, di magari contrazione complessiva,
però ancora di più è importante, scelgo dove andare a spendere e quindi vado anche a magari scegliere dove c'è maggiore qualità, il ristorante di un certo tipo. Pensiamoci quest'estate a quanti magari di chi ci sta ascoltando hanno magari fatto difficoltà a prenotare un certo ristorante o magari andare in un certo luogo. Questi sono magari luoghi in cui noi desideravamo davvero andare perché hanno lavorato magari in un modo diverso. Ecco che allora la tensione collettiva probabilmente è di crescere tutti nel livello di quello che facciamo, ognuno magari specializzarsi in un qualcosa di diverso, questo lato offerta, per intercettare clientele nuove. Questo, ecco, la interrompo solo un attimo Prego. perché scusi, è che abbiamo una difficoltà con la distanza. Questo discorso sta facendo molto molto interessante. Io la interrompo perché abbiamo la pubblicità, quindi qualche secondo, poi ritorniamo insieme. A tra poco.